Nel famedio dei benemeriti della città di Udine da oggi figura il nome di Aldo Gabriele Renzulli, storico esponente del Partito Socialista, ex parlamentare, consigliere e assessore regionale. A rendere omaggio al politico friulano, a un anno esatto dalla sua scomparsa, all'età di 80 anni, sono stati numerosi politici e amici riuniti nel cimitero monumentale cittadino per la cerimonia in suo ricordo, in presenza anche della moglie e della figlia. Forte l'impronta da lui lasciata sul fronte sanitario e dei diritti civili, come ricordato dai sindaci di Udine e Martignacco, Alberto Felice De Toni e Mauro De Lendi. È stato uno degli intellettuali più alti di questa regione, aveva una forte cultura politica, aveva fatto studi di tipo sociale, si era appassionato di sanità, ha dato un grande contributo non soltanto per il miglioramento ma anche per la razionalizzazione della sanità. Pochi possono vantare come Gabriele Renzulli una preparazione politica e un'attività amministrativa di così alto livello. Considerava un diritto civile la capacità di autodeterminazione, il desiderio e la volontà o la possibilità di autodeterminazione in momenti critici come quello di Eluana. L'impronta che lui ha dato alla sanità, al di là della riforma, lo rileviamo anche nel, per esempio, periodo che ha diretto come presidente l'Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione Gervasutta, nel riconoscimento del CRO di Aviano ad istituto scientifico. Non dimentichiamo anche l'importante ruolo che ha svolto come presidente dell'organo di indirizzo dell'azienda ospedaliera universitaria di Udine e anche come presidente della Quiete,